Benvenuti alla 19ª edizione di Vicino Lontano. Grazie per essere qui. Potere è la parola chiave che abbiamo scelto quest'anno a fare da filo conduttore al nostro festival. Non mi addentro nell'argomento, anche perché il primo dibattito che seguirà l'inaugurazione è proprio dedicato alla metamorfosi dei poteri e sarà moderato dal presidente del nostro comitato scientifico, Nicola Gasbarro, che vi chiedo di ringraziare con un applauso per la generosità con cui ha guidato il lavoro mio, di Franca Rigoni e di Allen Loreti, che come sapete siamo i curatori del festival. Come festival abbiamo sempre ritenuto che fosse doveroso sposare delle battaglie civili. Da 7 anni siamo vicini alla famiglia di Giulio Regeni, che combatte contro i poteri, contro il muro di gomma del potere politico, del potere economico, per cercare verità e giustizia per il barbaro assassinio di loro figlio. Avevamo invitato Paola De Fendi e Claudio Regeni a intervenire al festival, ma doverosamente dovevano essere vicini a Irene, la sorella di Giulio, avevano in programma un viaggio per andarla a trovare. Ci hanno mandato un messaggio che ora vi mostriamo. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Siamo Paolo e Claudio, i genitori di Giulio Regeni, e partecipiamo volentieri al vostro incontro inaugurando questa bella serie di eventi e vi ringraziamo per l'invito che ci è molto caro, anche perché sappiamo ci siete sempre stati vicini nella nostra ricerca di verità e giustizia. Abbiamo avuto il piacere di partecipare a un incontro nell'estate del 2021 all'aperto sopra Tolmezzo, in una bella locazione sul castello, per presentare il nostro libro Giulio fa cose. All'evento avevano partecipato sia un caro amico purtroppo scomparso, Don Pierluigi Di Piazza, e il nostro amico musicista Daniele Silvestri. Quindi vi ringraziamo e vogliamo anche chiedervi di continuare a sostenerci come avete sempre fatto finora. Abbiamo un impegno importante il prossimo 31 maggio a Roma per una nuova udienza preliminare per poter finalmente avviare il processo a carico dei 4 ufficiali della National Security egiziana. Quindi stateci vicino e camminiamo insieme verso verità e giustizia. Buonasera di nuovo. Come sapete sono ormai 7 anni quasi e mezzo, a giugno saranno 7 anni e mezzo, che noi assieme al Popolo Giallo, che è diventato anche scorta mediatica, chiediamo incessantemente verità e giustizia processuale. Per Giulio, era nostro figlio, era un cittadino italiano, era un cittadino europeo. E grazie al sostegno delle persone che ci stanno vicino e che hanno un impegno civile notevole, noi siamo riusciti ad illuminare 7 anni abbondanti di questo lungo, tortuoso e doloroso cammino. Vi chiediamo appunto di stare ancora con noi. Noi abbiamo modo di comunicare con tutti tramite pagine social che sono da noi riconosciute ufficialmente, Verità per Giulio Regeni e Giulio siamo noi, dove vengono segnalate iniziative. Verrà anche segnalata un'iniziativa che sta crescendo, che è quella della scorta mediatica del 31 maggio. Già lo scorso 3 aprile in Piazzale Clodio, davanti alla Procura di Roma, abbiamo avuto una scorta mediatica / Popolo Giallo enorme e molto importante. Quindi voi sapete che in Italia è fondamentale
avere l'opinione pubblica che accompagna, ahimè, tragedie, e quindi vi chiediamo di essere ancora scorta mediatica. Per qualsiasi cosa, qualsiasi idea, evento, scrivete pure alla nostra legale Alessandra Ballerini. Noi riteniamo che sia giusto chiedere verità e giustizia e soprattutto di avere il diritto alla verità. Giulio era un ricercatore, era, come abbiamo sempre detto, un giovane uomo, e come ricercatore l'abbiamo sempre considerato un lavoratore morto sul luogo di lavoro. Lui era andato al Cairo per svolgere una ricerca, niente più e niente meno. Vi auguriamo un grande evento, vicino e lontano dà sempre delle belle suggestioni e riflessioni, e una può essere proprio il diritto alla verità. Grazie e buone giornate a voi. Buon lavoro, grazie. Grazie a Paola De Fendi e a Claudio Regeni. Mi permetto anche di ricordare che al nostro InfoPoint potete trovare i braccialetti gialli e la spillina gialla. Un piccolo contributo, 2 euro, poco più di un caffè, può aiutare la famiglia a sostenere le spese legali. Il nostro festival si realizza grazie al sostegno delle istituzioni e grazie al sostegno degli sponsor. Al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli. Il Presidente Morandini vi porta i suoi saluti, è in viaggio, non ha potuto essere qui con noi a portare il suo saluto. Si realizza con il contributo del Comune di Udine, che come sempre mette a disposizione tutte le sedi che il Festival occupa, in primis questa bellissima chiesa che ha visto nascere il nostro Festival nel 2005. Saluto l'assessore Cigolot che ha sempre partecipato ai nostri eventi. Il Festival si realizza anche con il supporto degli sponsor AMGA Energie e Servizi, Banca di Udine Credito Cooperativo, Coop Alleanza 3.0, Lega Coop Friuli Venezia Giulia, Farmacia Antonio Colutta, Confartigianato, Studio Associato Romanelli & Partners, FIMAR Lab Alta Formazione On Demand e del mecenate ILCAM, che ha aderito alle agevolazioni fiscali previste dall'Art Bonus regionale. Abbiamo il patrocinio di Confcommercio e siamo gratificati anche dalla media partnership di RAI Radio 3 e della sede RAI del Friuli Venezia Giulia, che nella nostra sala stampa di piazza 20 settembre trasmetteranno in diretta venerdì mattina e sabato mattina. Ma il nostro festival non potrebbe realizzarsi senza l'importante sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, quindi con grande piacere che chiamo qui sul palco il nuovo vicepresidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nuovo assessore alla cultura, Mario Anzil. Buonasera, sono qui molto volentieri a portare i saluti della Regione Friuli Venezia Giulia. Sono qui volentieri perché sono convinto che come anche il Far East Festival che si è appena concluso, anche vicino lontano sia un festival che nasce da un sogno, il sogno di credere nella centralità della cultura e delle culture. E sognare non è solo un atto di poesia, ma è anche e soprattutto un atto di coraggio. E allora la Regione, almeno finché io ho privilegio, l'onore di rappresentarla, sosterrà sempre gli atti di coraggio. È orgogliosa di poter supportare questo vostro festival e lo farà anche nei prossimi anni, e lo dico anche per consentire ai bravi organizzatori di potersi organizzare e programmare nelle edizioni
future. D'altra parte, sì, la cultura ha un'anima e le culture hanno tante anime, alcune sono vicine, altre sono più lontane, ma è sempre bello poterle scoprire. Allora, per tutte queste ragioni, a nome della Regione, vi dico bravi. Grazie, grazie Assessore. Rimanga qui con noi. Nel parterre della prima fila abbiamo 3 rettori. Uno è stato sindaco, il professor Onsel, che è sempre stato con noi, ha sempre continuato a seguirci. C'è stato un momento di pausa, ma sono felicissima di poter dare il benvenuto sul palco di Vicino Lontano al nuovo sindaco di Udine, professor Alberto Felice De Toni. Bentrovate, bentrovati, per me è un onore essere qui su questo palco di Vicino Lontano. Sono stato uno dei fondatori di Vicino Lontano, quindi 19 anni fa credo, e eravamo su questa chiesa, eravamo fuori, la prima volta eravamo fuori all'aperto e quindi sì, con un po' di emozione oggi vengo a portare i saluti come neo sindaco. E con Enzi siamo stati fortunati, siamo stati eletti proprio prima del Far East Festival, prima di Vicino Lontano, adesso avremo anche la Guidata degli Alpini, quindi siamo stati fortunati e la fortuna aiuta gli audaci. Ecco. Complimenti alla Paola e a tutto lo staff, al direttore scientifico, a tutti i colleghi. È vero, l'Ateneo ha sempre sostenuto Vicino Lontano, quando era rettore il professor Onsel, io ero nel comitato direttivo e quindi da sempre abbiamo avuto questa interazione dell'università con Vicino Lontano. Il tema scelto questa volta è molto bello, è un tema pervasivo e quindi complimenti per questa scelta, complimenti anche per il premio perché è andato questa volta ad uno che utilizza i fumetti. Se andate a leggervi la riflessione di Schulz, che usava i peanuts per comunicare a un predicatore protestante e diceva che usava i fumetti perché leggendo San Paolo aveva capito che bisogna usare il linguaggio che viene capito dalle persone. E quindi complimenti per questa scelta, buon Vicino Lontano, il comune è in fianco a voi, mi fa piacere che sia in fianco alla regione e in fianco anche all'università. Complimenti e viva! Grazie Alberto. E come ricordavi, mi hai passato la palla, Vicino Lontano è nata anche con un forte contributo da parte dell'Ateneo di Udine, dell'Università di Udine, quindi con grande piacere che chiamo ora sul palco il rettore dell'Università di Udine, professor Roberto Pinton. Grazie per l'invito, anche per avere l'opportunità di aprire questa 19ª edizione. Mi è capitato anche di farlo qualche tempo fa, era sindaco Onsel, rettore lui, io prorettore, qui insomma c'è un giro di poltrone che non finisce più, quindi insomma vedremo per le prossime edizioni cosa succederà. E niente, per noi è stato detto, la collaborazione è stretta e da sempre, ma insomma voglio dire, innanzitutto ne approfitto per ringraziare i colleghi che prestano il loro contributo per creare sempre un programma particolarmente importante e attrattivo che ci invita alla riflessione. Però voglio dire che insomma, per noi non è solo un piacere, è un onore anche far parte di questa organizzazione, perché ne condividiamo peraltro valori molto importanti, no? Leggevo che si vuole continuare, diciamo, a proporre un'informazione plurale e disinteressata che faccia dialogare ambiti del saperi diversi. Beh, in realtà è così che sono nate anche le università, magari quelle che non volevano soggiacere a troppi poteri, come si direbbe,
E quindi già quella è una cosa che ci avvicina molto. Poi i temi sono sempre estremamente diciamo, pervasivi, come diceva anche il sindaco, e devo dire, qui si parla di potere, che è una parola, è un problema o dei problemi o anche dei vantaggi che abbiamo da molto tempo, però li abbiamo anche molto vicini. Quindi è un tema vicino e lontano, quindi perfetto, rimaniamo sempre in sintonia anche con gli obiettivi del festival. Devo poi anche dire che un potere ce l'ha anche vicino lontano, che è il potere di farci riflettere, sempre molto in maniera, come dire, aperta, però rigorosa, su temi così importanti. Ecco, e questo è un bene per tutta la comunità, per tutta la società e per chiunque voglia partecipare attivamente alla società. Ora, per chi come noi si trova a diciamo, accompagnare i giovani in un percorso di crescita, di formazione, a costruire il loro futuro di cittadini consapevoli, ancora prima forse, non solo come professionisti, ecco, questi sono valori che non si possono non condividere, quindi noi ci saremo sempre, certo ci saranno altri rettori, altri sindaci, altri assessori, ma l'università è e deve essere sempre al fianco di Bacino Lontano. Quindi buon festival a tutti. Grazie. Grazie anche per aver ricordato quello che è il nostro intento da sempre, no? Quello di aprire uno spazio di riflessione aperto a tutti. Lo possiamo fare grazie al rigore scientifico che è garantito dal nostro comitato scientifico, lo possiamo fare grazie alla collaborazione di tanti enti, associazioni, istituzioni che negli anni si sono aggregati intorno al nostro progetto e collaborano con noi a costruire il programma di ogni edizione. Non voglio dilungarmi oltre, voglio solo ringraziare anche tutte le persone che fisicamente e non solo fisicamente in questi momenti di realizzazione ci aiutano a realizzare tutto questo. E voglio ringraziarli ricordando in modo particolare i volontari del festival che mettono a disposizione il loro tempo per un progetto liberamente. Il timer dice che sono quasi le 7, che quindi è tempo del confronto inaugurale, quindi davvero grazie di nuovo all'assessore, al sindaco, al rettore, grazie a voi, buon festival a tutti.